Silvia, avverti che cominciamo. Katie, stiamo cominciando. Ci eravamo visti qualche volta di sfuggita, però io stavo in Lombardia, avevamo fatto anche delle cose in fondazione con il Sud e scrivevo per altro, vedevo i nostri rapporti. Allora, benvenuti, cominciamo questo secondo incontro dell'ultima giornata del Future Forum. Questo secondo incontro è dedicato alle nuove povertà, a come come stanno riorganizzando i corpi sociali, come stanno riorganizzando i gruppi sociali all'interno di comunità che hanno attraversato la profonda crisi che dal 2008 ha colpito prima finanziariamente e poi economicamente il paese. Diceva la professoressa Fornero, trovando comunque un corpo nazionale molto indebolito rispetto ad altri paesi. È comunque un fenomeno nuovo che conosciamo, è un fenomeno che Eldar Shafir, autore di Scarcity, grande esperto di fenomeni che modificano le strutture sociali e economiche delle comunità internazionali, ha studiato e approfondito da un certo punto di vista, che è quello appunto internazionale e dei macrofenomeni. I fenomeni invece da un punto di vista più strettamente nazionale, delle comunità locali, nostre, regionali e delle divisioni che ci sono all'interno del nostro paese in particolarità, in territori, in specificità, sono certamente una materia su cui il professor Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, che è fondazione di fondazioni bancarie che opera a sostegno, a supporto di pratiche e politiche di sviluppo dei territori, ha conosciuto, vi dicevo, più direttamente. Ora, addirittura essendo incaricata la Fondazione Con il Sud, proprio con progetti, con bandi pubblicizzati in questi mesi, essendo incaricata dal governo, di cominciare ad intervenire utilizzando delle risorse destinate a contrastare la povertà, che è una scelta importante, anche l'inizio di un riconoscimento effettivo di un problema che percepiamo ma di cui non abbiamo davvero le dimensioni, che non è riconosciuto ancora come tale nel nostro paese. A moderarli sarà Marco Ventura, il già inviato di guerra e grande giornalista e ora coautore di Uno Mattina e quindi di programmi che sono di intrattenimento, cioè nel senso che diventano argomento emotivo per trovare una divulgazione anche ad argomenti che spesso rimangono invece più esclusivo dominio delle persone più attente. Lascio la parola a Marco Ventura, vi ricordo solamente che dopo questo incontro nel pomeriggio chiuderemo questo quarto Future Forum parlando di lavoro, parlando di reddito di cittadinanza, parlando di Job Act, parlando di forme, formule, problematiche e soprattutto prospettive che riguardano il lavoro nel nostro Paese. Grazie e buona giornata.
Bene, grazie. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno anche ai nostri ospiti. Faccio solo due brevissime premesse per poi lasciare il più possibile la parola a loro. Una è che mi scuso in anticipo per il fatto che non sono un tecnico della materia, sono solo un giornalista, quindi quello che mi anima è la curiosità. L'unico vantaggio che ho è di aver viaggiato abbastanza e quindi di aver conosciuto molte situazioni di povertà. L'altra premessa, e qui entriamo già in tema, è che mi dovrete scusare perché ho passato una notte insonne e il professor Shafir ha ben spiegato nel suo libro che passare una notte insonne abbassa di 13 punti il quoziente di intelligenza e la brillantezza mentale. A questo si aggiunge che ho un problema con l'automobile e quindi devo anche riparare un guasto di 1.000 euro e quindi le due cose nel mio caso si sommano. Vi dico tutto questo perché potremmo partire proprio da questo esempio, no? In realtà noi qui abbiamo la competenza che fa esperienza e fa cose sul territorio cercando di combattere la povertà con il presidente Borgomeo, con la sua fondazione Con il Sud, e abbiamo l'analisi, abbiamo lo studio, abbiamo la ricerca che però è mirata anche a tutta una serie di conseguenze pratiche per migliorare la nostra capacità di decisione. Allora, professor Shafir, lei ha intitolato il suo libro più importante Scarcity, che è un concetto diverso da quello di povertà. Qui noi non parliamo solo di povertà, è così? Sì. Ok, io capisco abbastanza bene e posso parlare così nelle strade, però il linguaggio professionale non ho molto bene. Allora faccio 10-15 minuti in inglese, cerco di parlare piano per la traduttrice e poi capisco più o meno tutto. We called the book Scarcity because we're interested in people's mental states. And there is a psychological state, a mindset, that comes with not having enough. It doesn't have to be money. Many people in this room don't have enough time. Some people in the world, and we described some studies, don't have enough food. When you don't have enough of a necessary resource, food, money, time, you spend a lot of your mental capacity, of your attention, juggling the thing you don't have enough of. If you're very poor, you're constantly juggling the little bit of finances you have to try to make rent and food and school for the kids, etc. And if you don't have enough time, you all know what happens. You have too many things, you have too many commitments, you have deadlines that you cannot get to, and your mental capacity is devoted. Now, there are two very big lessons that come from behavioral science. I'm a behavioral scientist. One is that the situation makes a big difference. Lots of studies going back, some of you may have known the Milgram experiments where people give shocks to people. Many studies show that the context in which you put people makes an enormous difference. You take a person and put them somewhere else, they're a very different person. When you read about the American guards in Abu Ghraib, if you remember that horrible thing, these are not horrible people, they're very average people who you put in a terrible situation. This is number one. Number two, the other big lesson from behavioral science is that our heads are very limited, much more than we realize. So, for example, if I ask people on this side of the room to remember two digits, 17, please remember 17. And I ask these people in the room to remember 7 digits, 172456 Just remember that for me. Those who are holding 7 digits in their head will now eat less well. They pay less attention to their finances. Literally, if you had somebody going through this room in a unicycle dressed as a clown, they're less likely to notice this person than you are. Your head is busy with the 7 digits. And the argument is that when you're juggling scarcity, when you're poor, when you're stressed, a lot of your head, it's as if you're keeping 7 digits in your head all the time. And you just have less mind for other things. You forget to pay the rent. You don't have enough mental energy to pay attention to your children's homework. Everything is going wrong because you're going around keeping these 7 digits. So that's scarcity. And in that sense, what we argue is
it's not only the domain of the poor. When we wanted to sell the book to people who don't care about the poor, the trick, what we call the empathy bridge, was to try to have people in the airport buy it because they're busy and see all the stupid things they do because they're too busy and realize, oh, the poor is the same except for money, not for time. Now, of course, in the West, many poor people have scarcity both in money and in time if they work 2 jobs, but that's a different story. So this is the basic issue. Now, we describe in the book many experimental studies. Shall I keep going? Or? Yes, sure. We describe several experimental studies. I'll give you an example. We'll go to a big shopping mall in New Jersey. We ask people to participate in a study. They agree, we pay them. They sit in front of the computer, and we give them classic everyday scenarios of financial difficulties. Your car breaks down, and it's going to cost you $1,500 to fix. Or, in another condition, your car breaks down, and it's going to cost you $150 to fix. We know for most people in the mall, $150 they can do. We also know that about half the people in the mall, $1,500 is a giant challenge, a big problem. So we give them one or the other, and while they're thinking how they're going to do this, how they're going to take care of this problem, just to make it interesting, we'll let them play some games on the computer. These games, which are fun, are classic tests in cognitive psychology of divided attention. Are you able to attend to something that's like a driving test? And an IQ test. So we give them these problems, they do these IQ and attention tests, and then they tell us how they're going to solve the problem. Remember, the problems come either complicated, challenging, or simple. We divide the respondents by income, household income, into high and low, into rich and poor. The low, in fact, are very close to the American poor. They're above the poverty line, but they're low income. Now, what happens? When you look at the rich respondents, whether they're worried about the $150 car or the $1,500 car, they do just as well. They perform just as well on divided attention and IQ, whether you gave them the challenging or the simple problem. The poor, when they're thinking about the $150 car, the manageable car, their IQ and their performance driving is just like the rich. They're just as good. But when you give them the $1,500 car, the one that engages their cognitive mechanism, they perform less well. They drive less well, they make more mistakes, and their IQ goes down. Their IQ goes down if you make certain assumptions about the normal distribution of the IQ curve by 13 IQ points. 13 IQ points in the school where my kids go to school is enough to take you from average to borderline gifted or from average to borderline deficient. It's a big effect. If you don't sleep all night, you lose 9 IQ points, not 13. So if we kept you up all night, with Led Zeppelin screaming in the background, no sleep, you would be about 9 IQ points less capable today. Think about how it feels to take a test having slept nothing at night. These Americans in the mall, when you give them these financial challenges, feel worse than that. Their head is completely occupied with something, which we know was not the case when we gave them the easy problem. They just look just like their rich friends. So the implication of all this, to be very blunt, to be very vulgar, there's an old question, are the poor because they're less capable? And no, the answer seems to be very clear. They're less capable because they're poor. It's a contextual effect, just like Abu Ghraib. You put people in the context of poverty, where there's enormous challenges, and their head is occupied, they perform less well. And of course, if you believe that, and we try to present a lot of data, that gives policymakers an enormous tool and a big responsibility, because the suggestion, if you make people's lives easier, you don't only have to give them higher income. You can just make things a bit easier. Automatic deposits, automatic payments, smoothing of income. They literally become more intelligent. They have less mental stuff devoted to juggling poverty and more mind to pay attention and to remember other things. So that's the story of the book. Quindi questo... Resto ancora un attimo sul professor Shafir per andare avanti con il ragionamento. Questo comporta delle conseguenze per quello che riguarda il processo di decision making, diciamo, no? Quindi quali sono le conseguenze a cui porta questa visione che ribalta quella tradizionale e che forse non corrisponde esattamente a quella che è la visione, la mentalità americana, per cui io sono in ristrettezza, in povertà, eccetera, e reagisco, no?
Io mi rendo conto, per esempio, da giornalista, come lei ricordava prima, che quando mi trovo alla deadline e ancora non ho scritto, la mia creatività diventa 10 volte superiore perché ho bisogno in pochissimo tempo di scrivere, no? Quindi ci sono delle cose. Però ci sono altre situazioni nelle quali io devo comunque reagire a questa situazione di povertà e questo non aumenta le mie capacità. Yeah, so thank you. It's a very subtle story. What we find is when you look at poor people, for example, it's also true about people who are dieting or people who don't have enough time, like a deadline. When you focus on the thing that's most pressing, you do very, very well because all your capacity is devoted to it. The poor know prices of food in the supermarket much better than the rich. They think about trade-offs much more carefully. They basically, contrary to many popular opinions, use their money a lot more intelligently. We, the comfortable, are very bad at using our money. We waste it. We don't do the right things with it. We spend it on stupid stuff, much more than the poor do. So the poor are very attentive. But while you're working on your deadline that's due tomorrow morning as a journalist, you forget your mother's birthday. You forget to feed the puppy. You forget a lot of things in the periphery. What you find basically when you're very poor, it's like driving through a storm. You're sitting, driving in a storm, you're looking very carefully, but the periphery is completely out of your attention. And what happens when you're having a deadline, you write a beautiful piece for the morning for the Corriere della Sera, but everything else is out of mind. And the poor, what you see is that they're juggling the little bit of finances very well, but while they're focusing, they forget the periphery. And paradoxically, they forget financial issues. So while I'm managing my week, I forget to pay my rent. Or, I don't know what the situation is in Italy, but in the US now we have a very dramatic thing going on, which is known as payday loans. Payday loans are very short-term, high-interest loans that you can take. You can't finish the month, you need $200, you go and get somebody, you get $200. You have to be a working poor, so it's a very low-risk loan, but you get a payday loan. Now, what happens with a payday loan is that you take a little bit of money for a week or two at an annual interest rate between 400 and 1,000%. It's unregulated. So you take $200 and you owe me in 2 weeks $250. Now, if you didn't have 200 this month, how are you going to have 250 next month? Unless you win the lottery, you don't have it. So what do? In order to pay back that payday loan, you take a payday loan. So the finding is that payday loan takers in America today take an average of 15 payday loans a year. A recent statistic, nobody knows exactly, but a recent statistic I saw is that if you take a random payday loan given in the US today, 70% of it goes to pay the previous loan. You're just a money pump. You're just paying for nothing. And it makes people poorer. And this is a nice example because if you look at what people do, if you ask them when they're calm and thoughtful, do you want to pay their loan? They say, no, thank you. But once they're entering this tunnel and they're juggling and they're preoccupied and they need money for rent, they take it. It's like a trap. It's a poverty trap. And once you take it, things derail further. La trappola della povertà, no? Allora, mi pare di capire che uno dei concetti fondamentali sia il contesto, no? Allora, Presidente Borgomeo, io cerco di fare così un ardito collegamento tra le vostre due esperienze molto, molto diverse, no? Perché anche lei ha a che fare con un contesto che è un contesto sociale, un contesto storico, un contesto economico, che è quello del Mezzogiorno. Allora, io vorrei chiederle anzitutto la sua fondazione che cosa fa per inquadrare esattamente anche quali sono i suoi obiettivi nell'attività di ogni giorno e quanto pesa il contesto meridionale sulla possibilità di rilanciare il Mezzogiorno, sulla possibilità, lei per esempio favorisce la creazione di aziende nel sud, no? La possibilità di favorire lo sviluppo, eccetera. Grazie. Allora, la Fondazione con il Sud è una fondazione che nasce da un'iniziativa delle fondazioni di origine bancaria e del terzo settore per la infrastrutturazione sociale del Sud. Quindi, correggo parzialmente, non ha l'obiettivo di far nascere imprese, ma l'obiettivo di interventi nel welfare che favoriscono la coesione sociale, oltre a dare risposte a bisogni urgenti delle popolazioni. Riprendendo una cosa che ha detto Quaglia all'inizio, da un anno abbiamo avuto un incarico
per un progetto interessante dal punto di vista proprio dei soggetti in gioco, perché le fondazioni bancarie con dei versamenti autonomi e il governo con un credito d'imposta sugli utili delle fondazioni hanno dato luogo ad un fondo contro la povertà educativa minorile, individuando in questo un tema di grande interesse. Abbiamo costituito un'impresa sociale che si chiama Con i Bambini, abbiamo ricevuto migliaia di progetti che stiamo esaminando e diciamo che questo è il nostro mestiere. Il contesto ovviamente incide molto, però parlando di Sud io non sono tra quelli che pensa che bisogna, diciamo, mettere al primo punto il contesto sperando che altri lo modifichino, ma che bisogna fare un mix tra responsabilità, diciamo, collettive delle istituzioni e responsabilità dei soggetti locali. Il tema della povertà, così come è stato introdotto in maniera straordinariamente importante, è ovviamente il nostro tema. Io non voglio scocciarvi ricordando i dati, insomma è evidente che siamo di fronte a una situazione tra casi di povertà estrema, popolazioni che sono sulla soglia della povertà, siamo di fronte a dimensioni, diciamo, inaccettabili. E su questo c'è, secondo me, lo diceva Quaglia, una prima riflessione da fare è che c'è un'insufficiente consapevolezza e quindi un'insufficiente attività di denuncia sul serio. Lasciamo stare qualche urla inutile che si fa nei talk show dei politici, i poveri, vabbè, sono cose inutili. Però, diciamo, nelle riflessioni vere sul Paese, sul futuro del Paese, questo dato tende ad essere sottovalutato. Però io vorrei approfittare dei minuti che ho per fare un altro ragionamento, perché insomma venire qui io non ho competenze per fare un'analisi sofisticata dei dati sulla povertà, eccetera, però vorrei invece condividere con voi una riflessione, come è stato detto, una riflessione che viene dal lavoro, non dagli studi che non sono, ahimè, sufficienti, ma dalle riflessioni che vengono guardando quello che accade. E vi dico subito che alcune cose che propongo rapidamente, vi assicuro che non sono frutto di una deduzione rispetto ai grandi problemi, ma sono frutto di esperienze, sono frutto di percorsi ancora incerti ma concretamente avviati. Qual è il pensiero che volevo condividere con voi? Noi abbiamo ovviamente la percezione che il welfare, il sistema del welfare è in profonda crisi. Se io chiedessi a ciascuno di voi torneremo mai al welfare che abbiamo conosciuto, tutti direbbero difficile, impossibile, c'è la crisi, eccetera. Tuttavia, l'impressione che ho è che questo giudizio giustamente perentorio non è accompagnato da comportamenti conseguenti. Parlando in macchina facevamo una battuta, ogni tanto io mi diverto a segnare gli aggettivi che mettiamo accanto alla parola welfare. Secondo welfare, welfare di prossimità, welfare familiare, welfare comunitario, ce ne sono altri, welfare 2.0. È chiaro che questa ricerca di nuovi termini segnala l'impazienza di nuove frontiere, di novità. Però novità non ce ne sono. Perché non ce ne sono? Perché c'è una sostanziale non dichiarata nostalgia. Io penso, non voglio fare lo psicologo, ma penso che tutti stiamo aspettando che la parentesi della crisi si chiuda. Aspettiamo. Sottovalutando il fatto che forse la parentesi non si chiuderà, forse si attenueranno dei fenomeni, il PIL crescerà un po' di più, qualche cosa andrà bene, ma non potremo mai dire eridicebamus, abbiamo chiuso, ricominciamo. Non è possibile. Ma se fossimo convinti che non è possibile, forse dovremmo riguardare lo schema che abbiamo tutti in testa. Io ce l'ho.
ma ce l'abbiamo tutti, per cui il welfare è una cosa che serve a riparare i danni provocati dallo sviluppo economico capitalista. Così mi hanno insegnato, così l'abbiamo vissuto. E quindi ci appare del tutto ovvio, questo è il passaggio culturalmente ma anche politicamente decisivo, ci appare del tutto ovvio che ci siano i poveri se non c'è la crescita e se non ci sono le risorse per combattere le diseguaglianze e riequilibrare. Questo schema di un welfare risarcitorio ce l'abbiamo tutti stampato nella mente. Ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo il politico che si difende in modo naturale dicendo sì, hai ragione, ci sono questi problemi, però non ci sono le risorse. Non gli puoi dar torto in quel momento. Però gli puoi dar torto a lui, a tutti noi possiamo darci torto, perché non c'è una sufficiente elaborazione di un modello un po' diverso. E il modello un po' diverso qual è? È il modello perché le cose che abbiamo sentito un attimo fa hanno dal mio punto di vista una conseguenza, diciamo, immediata e fortissima, che quando io parlo di povertà e quando parlo di diseguaglianza, c'ho ovviamente una sana, ahimè, temo nel nostro paese, insufficiente voglia di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, questa è la parola chiave. C'ho voglia di giustizia. Ma ci manca del tutto un'altra convinzione, che queste questioni hanno a che vedere con lo sviluppo complessivo della società. Se io sto in un paese in cui ci sono tanti poveri che sono costretti a quei comportamenti, bellissima quell'immagine di quello che guida e non si può rendere conto di quello che c'è attorno, io ci avrò un paese complessivamente più debole. E se penso al nostro sud, questa cosa, guardate, è di un'evidenza imbarazzante. A me viene delle volte, diciamo, da sorridere, più volte da arrabbiarmi, quando sento ripetere delle litanie sul sud che non hanno nessun senso. Ma pensiamo che sia possibile sviluppare il sud se ci sono... Il conto è un po' approssimativo, ma lo dico per dirvi che non è una piccola eccezione, che ci sono 3,5 milioni di abitanti che vivono in quartieri delle periferie urbane. Qualche cosa di negativo incomincia a esserci anche nelle grandi metropoli del nord, ma nel sud, in cui, diciamo, se uno si mette a parlare di sviluppo economico, fa ridere i polli. Ci mancano le condizioni minime di comunità, di coesione sociale per farlo. E io dico sempre che prima di morire, ahimè non mancherà molto, ma insomma spererei che il problema del Mezzogiorno si risolve, ma mi accontenterei se una volta, quando si parla di Sud, invece di parlare di divario del PIL, si parlasse del divario primo. Un bambino che nasce oggi in Calabria ha 14 volte in meno, 14 volte in meno la possibilità di andare ad un asilo nido di un bambino che nasce in Emilia o in Toscana. 14. Come reagiamo a questo dato? La cultura dominante sullo sviluppo reagisce come ho detto prima. Che peccato! Certo, è un problema, è un attimo. L'Emilia-Romagna è più ricca, per forza. Quando la Calabria avrà quei livelli di PIL e di ricchezza, risolverà il suo problema. Io penso che sia esattamente il contrario, non un po' diverso, esattamente il contrario. Se i bambini calabresi non vanno a scuola, il tasso di disoccupazione, il tasso di dispersione scolastica vede l'Italia messa un po' maluccio in generale. Ovviamente il sud sta peggio, ma stiamo in un paese in cui ci sono istituti superiori a Palermo, a Napoli, in cui c'è il tasso di dispersione di 2/3. Allora, questo è il pensiero che vorrei condividere. Parlare di povertà, parlare di inclusione sociale, non è solo
una sacrosanta dimensione di ricerca di giustizia. E ripeto, e lo dico da capo, e c'è una sensibilità insufficiente. E invece, e se fossimo convinti cambierebbe la musica, è invece una premessa perché ci sia sviluppo anche economico. Insomma, lo schema per cui quando c'è crisi naturalmente ci sono più poveri e quindi meno male che attiviamo un po' di filantropia, un po' più di filantropia, cerchiamo di mettere le pezze, cerchiamo di sistemare, è uno schema sbagliato che non porta da nessuna parte. Presidente, ma quindi il modello alternativo che prima stava per introdurre, quale potrebbe essere? Il modello alternativo, se fossimo convinti di questo, io penso e sogno che, come si dice, cambi la gerarchia delle priorità. Ci sono delle risorse pubbliche da utilizzare per le zone meno sviluppate? Al primo posto io voglio leggere educazione dei giovani, non uso il termine scuola solamente, educazione dei giovani, che significa un sacco di cose. Poi voglio leggere inclusione dei soggetti disabili, che c'entra? Per me c'entra. Voglio leggere progetti che rafforzano la comunità. Guardate, vi ho fatto prima la battuta, non è un comizio. I progetti che rafforzano le comunità esistono, si possono fare, sono naturalmente più faticosi che fare una legge che in automatico dà i soldi a tutti. Molto più faticoso, ma hanno effetti veri. Io potrei raccontare tante esperienze in cui con gran fatica, ma Quaglia ne conosce tante, anzi di alcune è protagonista a Napoli, con gran fatica questi percorsi si vedono e si vede crescere la comunità attorno. Partendo dal presupposto, ripeto, so di essere noioso, ma sono venuto da Roma a Udine per lasciare un pensiero, ed è questo. Il pensiero è questo, che se ci convincessimo che occuparsi di questi problemi non è solo battaglia per l'eguaglianza, ma è costruzione realistica di processi di benessere collettivo, di sviluppo, le cose secondo me cambierebbero. E invece penso che non siamo ancora convinti ed è una bella battaglia da fare, che si fa, ancora una volta una battuta che abbiamo fatto in macchina venendo qui dall'aeroporto, e che si fa rivalutando le esperienze positive che anche in questa direzione ci sono, e ce ne sono molte, finendola di considerarla una specie di straordinaria, irripetibile eccezione, e costruendo invece su queste sperimentazioni, che è la parola magica. Fra i modelli, o meglio, fra le proposte che vengono avanzate anche di attualità in questi giorni, c'è la proposta di reddito di cittadinanza o reddito minimo garantito, insomma poi ci sono ovviamente le differenze tra i vari dispositivi. Prima di chiedere a lei un suo parere, vorrei chiedere al professor Shafir, il reddito di cittadinanza, il reddito minimo garantito non corrisponde alla mentalità americana, al concetto di welfare americano. Però mi diceva proprio prima di entrare qui in sala che ci sono degli esperimenti che si stanno facendo in questo senso. Cioè? Sì, okay, a few quick points. Yes, welfare in the US has never been very popular and it's getting a lot worse, in case you haven't heard the news in the last few months. There are a couple of experiments. So most interesting social activity in the US right now is being conducted by young billionaires in California. They're the ones who are doing the social experiments. And there are a couple done now, one in Oakland, California, where they're going to do a guaranteed income to a random selection of families in California for a few years. It's obviously very problematic. I'm very worried about it because I believe in guaranteed income, but I worry that this might not work. And if it doesn't work, all of America will say, you see, it doesn't work. And it's very problematic because they take random families and they give them $2,000 a month for a while. Now, first, if I get it, I'm not sure why I get it. I know it's going to end one day. It's not forever. And you, my dear friend and neighbor, are not getting it, and I'm going to help you. So instead of 2,000, and I have 400. The poor help each other a lot more than the rich do. So
it's bound not to work for many reasons, and I worry that the lesson will be the wrong lesson. It's very related to the issues that, I wish we could argue more. I just agree too much. But there are a few issues that are really critical. One, and the research on children in America is very much like you're describing. If you're born in a poor neighborhood in the US today, your chances of making it are ridiculously low. It's determined. Now, a lot of organizations are trying to forget the parents, just work on the children, because the parents we lost. And I agree that a big issue that comes up and why we tried so hard to change the understanding of the psychology of the poor is because we have a lot of poor, and it's a lot, assuming we're good people, it's a lot easier to believe they're poor because they're not taking responsibility, because they're not capable, because they're not trying, they have the wrong values, they don't care about their children, all the nonsense that one hears every day. It's much more difficult to say, they're just as good as us, they were unlucky, we owe them something. It's like getting a disease. You don't look at somebody who gets cancer and say, well, they didn't try hard enough. We realize it could be us tomorrow, and we try. With the poor, we've taken a shortcut by saying they've earned it, they've done it, they're not trying. It's very sad, but we owe them less. And so it's a really important issue. And the last point I want to make, when we talk about poverty, I focused my remarks on the cognitive capacity. But this is just one thing. In addition to keeping the 7-digit number while you're dealing with poverty, there's also noise in the streets, crime in the streets, disrespect from the streets. We think disrespect is just a small thing. It's a big thing. There is data. If I'm a poor American and I want to go to the bank, and I'll go into the bank and they treat me like shit, I don't go to the bank anymore. Big effects. You can do small manipulations how people, we did a study in a soup kitchen in Trenton. This is a very small, very poor town in a soup kitchen. These are people who have nothing. And we randomly designed them into 2 groups. One group describes a recent dinner they had, and the other group would do what's known as an affirmation manipulation. We make them feel good about themselves. We ask them to describe a recent experience that made them feel proud. And then we look at how they do. These people in the soup kitchen who you just made feel good and proud do better on IQ tests and are more likely to take packages for welfare support on the way out of the kitchen than those who are feeling down. So just a psychological state of being seen as less capable affects your behaviors. Grazie. Invece nel Mezzogiorno, ma in generale in Italia, perché poi i problemi della povertà non riguardano soltanto il Sud, no? Il reddito di cittadinanza corrisponde a quel modello che lei auspica di welfare, oppure corrisponde a una vecchia misura che sostanzialmente rientra nella vecchia concezione che lei diceva, no? Di in qualche modo riparazione delle disparità introdotte dal capitalismo? Dunque, penso che sia un tema, intanto come sappiamo è abbastanza attuale, e penso che sia un tema molto importante e faccio qualche riflessione. La prima è questa, manifesto una grande preoccupazione perché il dibattito su questo tema somiglia a tante cose purtroppo nel nostro dibattito politico, sì o no. Quindi ci sono i sostenitori del reddito di cittadinanza con motivi assolutamente condivisibili, abbiamo visto i dati della povertà, dall'altra parte c'è chi dice no perché non ci sono i soldi. Cioè un dibattito molto al di sotto di quello che sarebbe necessario fare per affrontare un tema così. In Italia sono stati fatti alcuni esperimenti. Nel 98 è stato fatto nel reddito minimo di inserimento nazionale che non andò bene, la Campania nel 2004, la Basilicata nel 2005, il Friuli si chiamava reddito di base nel 2006. A un certo punto tutti questi esperimenti si sono interrotti e il giudizio di chi li ha un po' studiati non è entusiastico, per usare un eufemismo, con grandi critiche sulle attività di monitoraggio, di valutazione, di verifica dei risultati. Poi più niente, adesso si può dire che un po' della funzione che noi attribuiamo al reddito di cittadinanza la svolgono alcune iniziative di microcredito, perché come voi sapete il microcredito o è
per mettersi in proprio, impropriamente denominato microcredito imprenditoriale, una parola un po', diciamo, eccessiva per quelle piccole attività di lavoro autonomo, oppure microcredito generico. L'esempio più grosso, come sapete, è questo che ha fatto la Chiesa Cattolica, è di fatto un microcredito nel quale la restituzione, diciamo, è piuttosto eventuale e serve alle esigenze immediate, il famoso aiuto per la bolletta. E poi c'è questa enorme discussione, sappiamo che c'è un partito politico, anzi un movimento, che vuole il reddito di cittadinanza e ci sono opposizioni, le quali opposizioni però sono sempre sul fatto che non ci sono le risorse. Un dibattito tutto su temi quantitativi che secondo me va corretto. Perché? Perché con i dati che abbiamo bisogna non rimuovere la questione. Non va bene dire non ci sono i soldi, non ne parliamo. Parlarne però significa non sottovalutare le questioni connesse, i pericoli, io li chiamo così, connessi a una indiscriminata erogazione di reddito di cittadinanza, reddito salario minimo garantito. Quali sono le due riflessioni da fare? La prima, e questa è frutto sì di alcuni esperimenti fatti, la prima che la indiscriminazione, e cioè lo do a tutti purché abbiano determinati requisiti, poi naturalmente grande battaglia sui requisiti, soprattutto grande riflessione se il reddito al quale mi riferisco, meglio, la mancanza di reddito alla quale mi riferisco è della persona o della famiglia, e qui potete capire dibattiti anche ideologici, di Dio. Facciamo finta che è facile misurare. E quindi da questo livello lo do a tutti. Secondo me non va bene. Io posso certificare, per altre esperienze studiate in questo caso, che in alcuni territori la concessione del così avrebbe un effetto incredibile di distorsione del mercato del lavoro e di aumento del lavoro nero. Sicuro, non forse, certo, ma per forza. Se tu metti in tasca a uno 800 euro al mese senza condizioni di nessun tipo, quello lì o si addormenta del tutto e manco va bene che si addormenti del tutto, oppure si dà da fare e va a fare un altro lavoro. La seconda obiezione più generale è che io, come per i territori, penso che le persone in difficoltà vanno aiutate, ma a una condizione, come per i territori, per le persone, che scatti una responsabilità. Perché la storia del Sud ci insegna che aiutare i territori senza pesi né condizioni, a prescindere, come diceva un grandissimo economista che si occupava di Sud, molto poco conosciuto, che si chiamava Giorgio Ceriani Sebregondi, diceva: i territori indeboli hanno bisogno dell'aiuto esterno, ma purché ci sia un motore di sviluppo, diceva lui, una volontà di sviluppo lì, altrimenti l'aiuto esterno diventa assistenziale ed oppressivo. E questo vale anche per le persone. Se io ti do dei soldi comunque, ti rovino. Faccio una cosa giusta in generale, ma rischio di rovinarti. Terza obiezione, sono 3 le obiezioni. Chi predica interventi automatici con funzioni di controllo deve fare i conti con la pubblica amministrazione. Non abbiamo la pubblica amministrazione, non so di quale stato, della Norvegia, che ne so. No, calma. Allora, in conseguenza di questo, io che sono sempre umile nelle proposte, perché credo che chi denuncia situazioni complesse e ci dà la ricetta va visto un po' preso un po' con le pinze. Io umilmente penso che bisognerebbe da una parte collegare comunque l'erogazione di un contributo a soggetti di determinate caratteristiche con un impegno, lavoro, impegno, volontariato, con qualcosa. E su questo, e dico una cosa delicata perché andrebbe molto approfondita, ma lo dico per farmi capire, studiamo meglio l'esperienza del servizio civile. Studiamola meglio. Anche lì c'è qualche situazione che non va bene, ma il meccanismo potrebbe essere questo. Il servizio civile è fatto in un'altra logica. Piuttosto che tenere dei giovani senza far niente, incominciano a fare delle attività
tendenzialmente sociali, perché fa bene a loro, alla società. Io dico, facciamo un'operazione del genere, studiando, modificando quel tipo di approccio. Secondo, perché questa cosa non la facciamo gestire a organizzazioni del cosiddetto privato sociale? Guardate, noi abbiamo un'esperienza, la sala è abitata da molti giovani, qualcuno che non lo è come me ricorda benissimo la grande delusione che c'è stata quando ci fu un'iniziativa apparentemente perfetta. I servizi, i lavori socialmente utili. Perfetta. Cioè i disoccupati, c'è bisogno di una serie di servizi, che faccio? Sappiamo com'è finita. A proposito di assistenziale oppressiva, c'è stato un triennio in cui in Sicilia un giovane su 7, che è un numero assurdo, era assistito dai lavori socialmente utili, e poi in Sicilia fecero un'altra legge e si chiamavano gli articolisti. Una generazione bruciata, quindi dobbiamo stare attentissimi. Non può passare attraverso la pubblica amministrazione locale. Perché? Perché la domanda di lavoro è talmente forte che se metti insieme 10 persone su un progetto, il giorno dopo incominciano a lottare per essere assunti. Non bisogna essere maghi, è così. E allora passiamo attraverso le organizzazioni del privato sociale, le grandi organizzazioni. Ma secondo voi Save the Children, se gli si dà da gestire un progetto che impegni delle persone alle quali viene dato un salario, un reddito, non riesce a farlo? Ne conosco tante di organizzazioni che potrebbero farlo, organizzazioni nazionali e organizzazioni locali. Ma qui si apre un altro grande discorso su come, diciamo, sono impostate le nostre politiche di intervento. Quindi io penso che sia necessario il reddito minimo, a me piace chiamarlo di cittadinanza, che sia necessario, che sia sbagliato una decisione assunta solo in base a dati quantitativi, cioè i soldi, quello è povero, e che bisogna ragionare su questi punti che ho citato, però incominciando, perché se si ragiona sulle cautele non si incomincia mai, quando è duro ne riparliamo. E invece se ci sono queste cose si fanno 3 esperimenti, come in tutte le volte che si vuole fare qualche innovazione, e si incomincia a misurarne gli effetti. Dal reddito di cittadinanza possiamo passare alla questione delle disparità economiche, no? Però psicologicamente io se leggo i giornali e se leggo le notizie che vengono diffuse ai giornali e rilanciate, mi trovo di fronte a segnali contrastanti. Da un lato aumentano le disparità, quindi un italiano su 4 si sente povero, poi la percezione è diversa dall'esserlo veramente, e poi le notizie sui 62 super ricchi che detengono un patrimonio che è pari a quello che detiene una popolazione di 3 miliardi e 600 milioni di persone nel mondo, eccetera. E questa disparità aumenta perché 5 anni fa, anzi 5 anni prima del 2015, che è il dato relativo, non erano 62 ma erano 388, per dire. Dall'altro c'è uno storico dell'economia come Norberg, del Cato Institute, che dice basta con questo piagnisteo, con questo pessimismo, perché in realtà negli ultimi 20 anni ogni secondo 100 persone sono uscite dalla povertà. Come dobbiamo guardare a questo fenomeno delle disparità economiche? Okay, there are a few very important themes here. So one is, what is poverty? As you suggest, there is the numeric poverty and there is a way of feeling poor. The Cato Institute is counting people around the world who have surpassed, say, the $2 a day measure in developing countries. And in fact, we have done a reasonably good job of lowering the number of people who live at less than $2 a day. So, you know, if you're in the Cato Institute, that's a reason to celebrate. But there are other measures of poverty, including, so if you look at the US today, in the US today, 50 million Americans, between 50 and 60 million, are below the poverty line. We have a different way of measuring poverty than many European countries. It's a number.
It's an anachronistic number. It's a number that has not been changed in many years. Many organizations have tried to estimate the living wage. The living wage is what amount of money does a person need, and it changes depending whether you live in Oklahoma or in San Francisco. What amount of money does a person need to live a minimally acceptable American life today? And by all measures, the living wage is roughly twice the minimum wage, the poverty line. If you consider the living wage as a measure of poverty, then between 100 and 110 million Americans are not living a minimally acceptable life. A third of the US is not living a minimally acceptable life. So poverty here, you have many ways of measuring it. The one thing I think is very important, and this relates to something that was said earlier, is that what we don't understand, we have very bad intuitions. What we don't understand is that everybody loses if you look at well-being measures. There's a beautiful table recently that looks at well-being in terms of GDP and inequality. Basically, what you find is the following. When inequality is low, GDP buys you happiness. When GDP goes up, people feel better. When inequality is high, it doesn't. GDP goes high, high, high. Well-being doesn't go high at all. Basically, when inequality is high enough, everybody, and it's much better to be rich than poor, but everybody is not getting happier. And so in that sense, I think there's a societal loss overall that is something we don't appreciate enough. Questo è un problema che riguarda naturalmente anche il Mezzogiorno e in generale l'Italia per le disparità anche territoriali, no? Ci sono anche in questo caso dei dati controversi, perché per esempio se consideriamo i deprivati, secondo una serie di criteri che indicano non soltanto il reddito ma anche tutta una serie di altre cose, dal possesso di un televisore a colori per dire all'istruzione appunto, noi vediamo che qualche dato positivo esiste anche rispetto al Mezzogiorno, per esempio negli ultimi anni, cioè c'è stata una minore deprivazione rispetto agli anni proprio della crisi buia. Qual è la sua percezione di queste disparità e dell'andamento? Cioè, possiamo uscire anche da una visione solo pessimistica? Certamente possiamo e dobbiamo. Dobbiamo perché altrimenti veniamo meno tutti a un ruolo positivo di tentativi di cambiamento. Possiamo perché qualche segnale interessante c'è. Intanto quello che lei richiamava, nel penultimo anno della crisi il Sud è cresciuto qualche decimale in più rispetto al Nord, ma parliamo di piccole cose. Io penso che la grande condanna di quelli che si sono occupati in questi anni di Sud è stata quella di essere dei misuratori. La principale attività era misurare questo PIL che andava su e giù. La vera risposta però alla sua domanda è che noi parliamo di Sud in maniera come se fosse un'entità omogenea, non lo è. Sostanzialmente oggi si può dire che esistano due sub-omogeneità. Una è dell'area metropolitana di Napoli, intesa in senso largo, con tutta la provincia di Caserta, l'altra è la Calabria meridionale e l'altra è la Sicilia occidentale, che sono le aree più deboli, attenzione, non più povere. Perché il mio schema di ragionamento resta lo stesso. Io penso che la provincia di Benevento, che per un napoletano come me era una provincia inutile, una periferia inutile, adesso hanno prospettive di sviluppo civile ed anche economico più forti della città di Napoli. In ogni caso questi tre territori sono quelli che conoscono le maggiori difficoltà di carattere sociale, non a caso sono i territori nei quali ci sono più forti le esperienze di scendendo camorra, 'ndrangheta e mafia. Il resto del Mezzogiorno, naturalmente con delle isole diverse, però conosce una situazione che è nettamente migliore di tanti anni fa. Complessivamente, quando io uso il termine complessivo mi riferisco, lo faccio perché penso che ci sono delle politiche. Adesso addirittura c'è un ministro per il Mezzogiorno,
cosa che era stata dimenticata e che è una cosa che può essere letta come un bene e come un male. Io lo leggo come un male perché diciamo rifà separatezza, ma comunque. Quindi c'è un tema di politiche rivolte complessivamente a questo territorio. Le diseguaglianze sono violentissime, riflettono quello che lei diceva, e cioè questo fatto che ogni minuto 100 persone escono dalla povertà andrebbe equilibrato con quelle che vanno in povertà ogni minuto. Cioè io penso che le diseguaglianze oggettivamente si stanno allargando. La cosa positiva è che mi pare di non leggere più da nessuna parte, ma il professore spero che non mi smentisca, di non leggere più da nessuna parte che la diseguaglianza è una opportunità per lo sviluppo, perché abbiamo dovuto conoscere anche queste fasi in cui ci dicevano meno male che c'è tutte queste diseguaglianze, così ci avrai una birra per lo sviluppo enorme. Ci è stato appena detto in maniera molto lucida e molto convincente che è esattamente per il contrario l'altra volta, che se c'è diseguaglianza lo sviluppo non c'è, non solo non ci sta bene, ma non ci sono le condizioni minime per lo sviluppo. Allora, vorrei arrivare all'ultima domanda, siamo in conclusione, che vorrei porre a entrambi, la stessa domanda. Etica ed economia. Noi finora abbiamo voi, non io, avete parlato di analisi, di studi, di tecnica, di impresa concreta, di azioni, eccetera. Quanto spazio può avere, ed è giusto che abbia, l'etica nell'economia? Perché faccio riferimento per esempio a quello che ad alcune prese di posizioni di Monsignor Galantino recenti, ma poi in generale a tutto quello che è l'insegnamento dei pontefici, no? Quindi la gratuità, l'importanza della gratuità come fraternità nello sviluppo economico e sociale e poi lo spazio che deve avere appunto l'etica anche nel fare impresa. I belong to behavioral economics. It's a modern version of economics, and it seems obvious that ethics has an enormous role to play. The economics is supposed to maximize your utility function. It's supposed to give you a chance to make your life as best you can. And it's very clear today that making our lives the best we can is not only about money. In fact, money is probably not even the top three, if one could count. And so, there has been a progression in modern economics. Keynes didn't look like the modern economists. For Keynes, behavioral questions, perception, ethics were a very central aspect. In the last, 70, 80 years, we took a fanatic move toward kind of a systematic mathematical treatment of utility maximization and forgot everything else. I think today it's very clear that to make people live the best lives they can, of course they have to have good income, but a lot of other things make an enormous difference. Here are two little examples. If you look at what makes people feel good, watching television is terrible. It just makes you depressed. We don't know it. We watch more, but it's terrible. And one of the best things to feel good is to spend time with same-sex friends. Men who go to the pub with men, women who go to the movies with women, nothing is better than that. Now, knowing these things is very important to make your life better. It's not, of course, you have to have the money to go to the pub, but after that, there's something else going on. Making more money is not the key, and ethical considerations for many people just make our lives better. And philanthropy makes people feel better. Inequality makes them feel worse. And so clearly, I think the right economic system tries to make citizens live a better life, and a better life includes these ethical considerations. Naturalmente alla sua domanda la mia risposta è sì, interrogandomi però su come si declina questo sì, che significa questo sì. Significa che probabilmente, intanto prendiamo atto che c'è in corso proprio nel mondo delle imprese un percorso che tende a recuperare la dimensione etica della sostenibilità. Vediamo quanto movimento c'è attorno al tema della responsabilità sociale di impresa. Molte volte sono un po' fuffe, però i fenomeni culturali e comportamentali hanno il loro percorso.
E dall'altra parte è altrettanto importante il percorso inverso che fanno le esperienze del sociale, che sempre più spesso si fanno impresa. Io ricordo sempre a me stesso e agli altri che 15 anni fa, se uno parlava di impresa sociale, doveva perdere mezz'ora a spiegare che erano termini non incompatibili. Adesso è accettato, impresa sociale, dimensione imprenditoriale in cui il profitto ha una funzione diversa che è quella dell'arricchimento del proprietario e via discorrendo. Penso che poi c'è il grandissimo tema in Italia, ahimè, ancora troppo attuale della corruzione, ma su questo non ci sono grandi commenti da fare se non auspici. Invece un commento da fare è che forse dobbiamo ancora lavorare, soprattutto guardando ai nostri giovani, a fare bene la distinzione tra disvalori di impresa che molte volte sono stati presentati come valori di impresa. Un'efficienza cinica, come bravo quello che è capace di licenziare, la massimizzazione dei profitti è tutto, il dar conto agli azionisti è la mia fede, insomma una serie di cose che grazie all'opinione pubblica, a qualche giornalista o stupido o venduto diventano dei grandi valori e invece con calma bisogna fare un'operazione culturale in cui si può essere un grande imprenditore come lo era Olivetti. Olivetti non era un sognatore, Olivetti era un grandissimo imprenditore, da tutti i punti di vista. E quindi si può essere un grande imprenditore senza incorporare dei disvalori che con l'etica appunto non hanno niente a che fare. Bene, allora io ringrazio tutti quanti, ringrazio il professor Shafir, ringrazio il presidente Borgomeo e grazie a voi.